Niccolò Spada aveva dormito male. Gli succedeva sempre più spesso. Ritto davanti allo specchio, sfilò il vacheron dal taschino per portarlo all'orecchio. Sospettava che anche il tempo, sotto il peso dell'afa, volesse fermarsi. L'importanza fondamentale delle prime righe di un libro per introdurre e rappresentare al lettore l'incipit sintetico della storia, letto e raccontato dal veneziano Andrea Molesini ieri sera al Grand Hotel Ausonia Ungaria, dal suo ultimo lavoro Presagio, Sellerio editore Palermo, un romanzo breve che parte dalla fine della Belle Époque, inizio Prima Guerra Mondiale, 100 anni fa, ambientato al Lido di Venezia. Presagio è una tragedia, Presagio è una storia d'amore, Presagio è un dramma che si svolge in 12 giorni, una liaison tra un imprenditore dell'inizio del Novecento e una nobildonna viennese bellissima che entra nella scena con le parole «Era bella come sa essere, solo una donna dal piglio pari alla grazia». E viene definita dal protagonista che si innamora di lei, questa donna è fuoco e rapina, è la femme fatale se vogliamo, ma dentro di lei abita un segreto terribile, una sorta di gorgo che trascina, che crea la suspense e che in qualche modo, pur essendo condito di umorismo e di una sorta di levità, di grazia, trascina il lettore verso la fine della storia, dove fino alla rivelazione insomma, dell'evento cruciale. Si svolge anche in un altro salotto, non solo quello scintillante dell'Excelsior sulla spiaggia del Lido, che allora era notissimo, era crocevia di destini della nobiltà di tutta Europa, ma anche nel manicomio maschile di Venezia, che è l'isola di San Servolo. E poi c'è un episodio che si svolge a Parigi, nella Rue Perdue, la strada perduta, che era la strada dove a Parigi nei secoli passati si bruciavano gli eretici e i loro libri. Potremmo dire che alla fine della storia si comprende come il male pubblico giunge sempre alla casa di ognuno. Presagio, il titolo del romanzo, è stato presentato all'interno della rassegna Estate con i libri, organizzata in questo periodo al Lido di Venezia dall'editore Davide Livieri. Quest'anno abbiamo pensato di fare questa rassegna di libri qui in questo albergo, un po' per il fascino che ci racconta e anche perché abbiamo potuto avere quest'anno degli autori anche interessanti, e alcuni del territorio, alcuni di fama ormai nazionale, tipo appunto come stasera Molesini. Domenica prossima ci sono autori veneziano uno e di Latina quell'altro, uno che fa un libro su Venezia, l'altro che invece racconterà sempre da un certo punto di vista sempre la prima guerra mondiale attraverso un ricordo, e quindi siamo sempre sul legame tra quello che ci circonda, la storia, Venezia e altro, e qualche cosa che coinvolge in modo più ampio e internazionale, come è stato appunto il conflitto mondiale. Al termine della serata un invitante rinfresco sul terrazzo dell'albergo, in compagnia dell'autore e degli ospiti di questa piacevole e interessante serata.